Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo delle Cassandre, di Giovanni Battista e dei vari Marietto Veneziano. E parliamo un po' di questi personaggi che dicevano le cose come stavano, ma nessuno ci credeva. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi social, dove in radionica, radiestesia, teologia del metismo stiamo rilanciando un gruppo Face che adesso, come adesso, ha 1450 amicizie più o meno. Bene, qui adesso c'è vicino Luce che viene a dare gli ultimi suoi consigli, a far sapere al mondo libero che esiste anche Luce, che è un gatto. Però prima che arriva Luce, cominciamo anche a dirvi che abbiamo un sito capitano.intervista.org dove ci sono tantissimi circuiti. Più o meno Marietta ha cominciato a metterli gratuitamente dal 2015, adesso ne hanno già scaricati, sono 20 gli ebook e ne hanno già scaricati qualcosa come 150.000 e il vostro Marietto Veneziano ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiestesici. In più abbiamo una sezione shop dove questo ciondolo, ad esempio, costa 160 euro. È un ciondolo di protezione e 160 euro con la spedizione raccomandata a casa. E più ci sono altri prodotti nelle shop. Vi voglio dire anche una cosa, abbiamo un gruppo Telegram, i link sono sotto qui in descrizione. Bene, ma iniziamo un po' il succo, il centro. Sapete, ci sono nella mitologia profeti di sventura come Cassandra, ce n'era un altro che si chiamava Giovan Battista, che non era proprio di sventura, però gridava nel deserto. Ogni volta che qualcuno dice delle cose, gli altri, no? Gli altri non ci credono, poi cominciano a crederci quando magari le mucche, le vacche sono scappate dalla strada. Può essere un marito o una moglie che scappa, può essere un collega di lavoro che, tra virgolette, in modo metaforico ti accoltella sul posto di lavoro, ci possono essere persone che fanno un mobbing o situazioni tipo terremoti, roba del genere. Insomma, in sintesi, quando qualcheduno dice le cose come stanno, da Cassandra, Giovan Battista, al Maretto Veneziano, capita sempre che c'è chi a chi non gli va bene che incomincia a dire che sono tutte favole. Io mi ricordo del 2015 quando 6 anni fa dicevo che nel 2020 sarebbe arrivato qualche scossone e che durerà fino al 2029, che chiaramente quelli che salivano al settimo piano a livello vibrazionale, quelli del Theta Healing, del Reiki, roba del genere, dicevano che erano tutte fantasie. Adesso invece cominciano a dire che il vaccino non comincia a togliere l'aura, che il vaccino è l'anticristo e tutte quelle storielle lì. Allora, la situazione è così, cari miei. La situazione è che bisogna difendere i propri figli, perché se difendi la catena più debole della famiglia, stai rinforzando tutta la catena e la stalla la stai proteggendo. Perché quando uno vuole correre dietro la vacca che è scappata dalla stalla, non c'è più Cassandra, Giovan Battista o Marietto Veneziano che tenga. Bisogna fare 10 volte più fatica. Quindi il vostro Marietto Veneziano cosa vi consiglia? Una pulizia radionica da 100 euro e dopo o il mantenimento oppure acquistare dei ciondoli di protezione, proprio per la base. E poi chiaramente io ho fatto anche una pillola, fattura low cost per chi fa le maracanelle che serve per difendere, ma questo per difendere la stalla quando è bella protetta, non quando le vacche sono scappate ed è più difficile corrergli dietro. Quindi, ormai Cassandra non c'è più, Giovan Battista purtroppo l'hanno decapitato, Marietto Veneziano ha 60 anni e c'è ancora. Ha fatto più di 1400 pillole gratuite cui tutti possono andare a vedere, in cui spiego di tutto e di più. Vi do anche consigli per acquistare libri che vi possono aiutare a risalire la chete, vi ho dato consigli di protezione, vi ho dato almeno 200 circuiti gratuiti nel sito Capitano con tanto di istruzioni, non dovete fare altro che muovere tutto il sistema scheletro muscolare e anche l'editina e non essere i classici leoni da tastiera perché non funziona così, bisogna seminare per raccogliere, ma seminare giusto chiaramente, no? Quindi riprendiamo il discorso, Cassandra non c'è più, praticamente Giovan Battista l'hanno sagato via, Marietto Veneziano c'è ancora, quindi datevi una mossa, cercate nel sito capitano.intervista.org tutti gli ebook gratuiti, ce ne sono anche di magia tra l'altro, scritti da Illegada, gratuiti se non volete spendere.
Ma vi ricordo anche che tutto ha un prezzo, quindi è uno scambio di energie. Non contattatemi se non volete mettere la mano nel borsellino, perché non funziona così. Tutte quelle storie da settimo piano, salto quantico, tutte quelle cose gratis non avverranno mai. Capito? Non avverranno mai. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito e alla prossima. Ciao.